Vabbè, è un fatto complicato e devi usare quando ti picchi un certificato, usalo. Ancora penso che come si grussa che sia un certificato. no, ma ci sono delle cose. Comunque, buongiorno. Sai che stamattina mi sta venendo una cosa? Ci sono delle parti del corpo umano che non è come se va. Non è che tu si grussa e ti ricervito grussa. Io dico. Si grussa. Ha capito questo cachet? Oh, poi te, zio. Oh, buongiorno. Scusate il ritardo, ma zio Lelo stava crepando. Stavo crepato, però orgoglioso di aver partecipato per la 23esima volta. Quando vincesti la Champions. Buongiorno Vicky, buongiorno. Io non saluto nessuno. Allora da ora non si saluta più nessuno. Abbiamo salutato ai nostri. Ciao a tutti. Ciao a tutti, belli e brutti. Eppure chi ha vinto, non ha cinto. Stamattina c'ho un cerchio alla testa. Comunque ragazzi, io oggi voglio dire grazie Barletta, perché Barletta ieri ha dimostrato che può essere una grande metropoli, una grande città piena di storia, piena di turisti. Se le cose si fanno bene e organizzate, io dico che Barletta può fare tanto, ancora di più, 10 volte ancora di più. Tu l'hai vista, zio? Onesto. I filmati. Ah, tu non sei da Barletta. No, ho visto i filmati, ho visto qualcosa, stavo fuori. Vittorio! Anzi, Vittorio, la voglia di Vittorio porta il cane. È uno preciso, che è un grande Vittorio. Sì, oh, bella serata, ieri c'è posto. L'unica cosa che ahimè mi dispiace che non averla vista dal vivo, che si potrebbe fare lo spettacolo che hanno fatto quelli di Cavalieri Tirini, quelli che sparavano, è stato discriminato. E perché non l'hai visto? Come faccio a vedere se stavo in corteo? Ah, quelli del corteo non ce la fanno a vedere? No, assolutamente no. Ecco perché ci vuole il certame. Le promesse. Vai Mino. Da oggi cominciamo a fare la squadra per il certame. Mino ci fai un certame, specca tutto, diventa un paese più bello del mondo, vai Mino. Ma quando sono 13 e 13 a fare le squadre? Ci organizziamo. Quale importante. Il certame, vai. C'è stata tutte cose. Bella manifestazione, vai, bisogna farlo sapere all'estero. Bravissimo. Marketing territoriale. L'unica volta che ero orgoglioso di essere battere quella Cristiana, mai vista tanta gente, mai vista. Io ripeto, è la 23esima volta che lo faccio. È la 23esima volta che lo faccio, capito? Carissimo? 23. O carissima, non so se succede. 23esima volta, è sempre gratis nel rosso. No, ti paga. Capito? Non hai capito niente, io ho avuto 10 male, non ho avuto un portinsegno. E vinto male, la davo, poi te ne ho avuto più da lei. Io ho fatto il portinsegno una volta. Lo faccio per l'orgoglio di essere barlettano, io sono orgoglioso di essere barlettano. Claudio resta sempre il numero uno. Ciao Agostino, sto cavaliere, sto a metà la benzina. Adesso la benzina. Un pozzo di petrolio. Buongiorno a tutti, anche io, Irene, mia sorella. Irene Forza Inter. E me la Scusa, Raffaele Rizzi, stava Raffaele Rizzi. Io non stavo vedendo il capo, Raffaele Rizzi. Ciao, buongiorno. Come ha fatto? Cosa ha fatto? Io bella se davvero. Raffaele Rizzi, ma ce ne sei. Hai capito questo fatto come è andata? E allora dicevo, se dobbiamo trovare una bottiglia d'acqua, bravo, se dobbiamo trovare un dategli là, Tonio, un puntino a favore delle critiche. L'unica cosa che io criticherei, sono due cose che criticherei, però per necessità si fa. Uno, vedere le transenne città di Andre, non esiste proprio. Sono andati in prestito, giù alla cosa, cioè, una città di 100.000 abitanti deve far
deve chiedere la cittadinanza. cittadinanza. Cioè, Vabbè. capito? È una cosa brutta, però diciamo che Dettagli. è necessità, quella è necessità, perché c'è la necessità, va bene. Ma la cosa più importante per me e per tutti i figuranti, una bottiglia di acqua si può dare nel tragitto, perché uno sta dalle 5 vestito per l'onore della tua città, e dargli onore di darle anche un bicchiere d'acqua. Non esiste che uno deve andare. 5 ore vestito. Non esiste che io devo andare nel bar a chiedere una bottiglia d'acqua vestito e poi vuoi la serietà. Se tu la serietà la vuoi, e sei tu che la devi dare. Ci vorrebbero dei banchetti. Come la maratona. Come la maratona, ma neanche. Cioè, quelli che stanno che accompagnano sempre, c'hanno una bottiglia e siete un goccettino d'acqua, basta. Ci sono piccolezze che fanno. Cioè, è l'unico difetto che io posso trovare oggi, perché il castello è stato bellissimo, al castello la gente veramente è rimasta scioccata. Poi mi hanno detto dello spettacolo pirotecnico di Piazza Roma, dice che è stato fenomenale, quei ragazzi di Cava dice che proprio erano soldati. Almeno spero che qualcuno l'ha ripreso, perché noi Barletta se li abbiamo presi, ma non del tutto. È uno spettacolo Ma che ci vorrebbe un bel video, ci vorrebbe un video generale di tutte le cose, capito? Sì. però è giurato, dice che stava la campana piena mi ha piena. chiamato, ha fatto il video, mi ha bloccato un seb, ti hai bloccato. Poi io trovai a Milano E soprattutto, e ci dicetti, Vicino nell'onno, non potevo fare niente, sopra stufetti non esigo. E dicevi sì, ma se è una cosa giusta, che sì, l'hai tacciata. Però mi dispiace la cosa, perché veramente no, adesso bisogna vedere le foto giuste, lo vediamo. se sta piena, Facciamo l'ingrandimento. cioè, che siccome io sono la prima che faccio questa campagna, e ieri esce a scegliere a Munnezza, ma non esiste più. Certo che se è una cosa non fatta, dispiace, perché poi è brutto. Comunque tu, ma dei 2 minuti seri, 2 minuti seri è questo. di qualcosa. La di sfida è una cosa fantastica. Bravo. Di più, dobbiamo solo farla conoscere fuori da Barletta. Che ieri Però in maniera più organizzata. Sì. Dobbiamo fare come, che so, Gubbio, non dico Sino, ma Gubbio, Ma Barletta, vedi che se tu la fai continuativa con il certame, un anno viene un turista, perché tu poi progredisci invece. Lo schema deve essere una settimana intera col certame, basta, e tu sai che quella settimana è quella. La seconda di settembre si fa la Per esempio, l'idea l'idea mi è piaciuta tanto per i negozianti che mettevano il vestito fuori. Dai l'idea, specialmente nel centro storico. Devono essere un po' di più, però, erano un po' pochi. E lo so, ma Ci vuole organizzazione. ci vuole organizzazione e comunicazione, soprattutto comunicazione. Cioè, La gente, vedi, il Barletta c'ha un problema, zio, che non già comunicazione. Chi comunica le cose? Mette due cose, ci vuole venire niente. Lo sai cosa si era proposto? Si era proposto che ci devono essere dei punti fissi. Quando ero giovane io esisteva il satanello, lo chiamano i foggiani, sai cos'è il satanello? Il tabellone di tutti i cinema della città, dove tu andavi là e vedi gli spettacoli. Ci vuole un satanello di quelli, 2 o 3 nella zona della città, che uno va e guarda. Cittadino, Sì. non ti prendi in giro. Cioè, capito? Non puoi far vedere. La transero stadiante, non puoi. È necessità, va bene, ok, però se stai attento. c'è bianco-rosso cittadino. Che di azzurri allora? Vedi, cittadino. Vabbè, ma andiamo a recuperare questa cosa. No. Sta pensando No, per dire. Ormai sei diventato Maradona. No, siccome che mi sono arrivate se di quando poi le necessità, è l'unico, ma un po' d'acchio rispetto a tutto lo schifo. Vedi che bello città di Barletta, a tutto lo schifo che si è fatto. Ma allora poi ci va a pagare alla rotatoria. Da domani si aprono i cantieri della rotatoria via Regina Margherita. Male. La grande rotatoria Barletta di è sempre Parrini. Barletta, dice il signor del. Non si vede, ragazzi, ormai non vediamo da vicino né io né lo Zé, quindi scrivete Comunque, buongiorno a
tutti cari amici di Barletta Vest. Oggi quant'è? Noi, 30, noi oggi ne abbiamo 10, ma paga ma paghi. 10 settembre. Ma paghi. Io ho tutta pagheste. 10 settembre. E che dire ragazzi? Ho visto una cosa. Ecco, effettivamente, io non l'ho conosciuto perché all'epoca stavo all'estero. Per oggi ricorre la data della morte di Salerno. Oggi? Sì, oggi ho visto una bella grande articolo Ciccio, ieri. grande Ciccio. Non l'ho conosciuto, ma mi dicono che ha fatto veramente belle cose. È stato un grande. Quando io lo vedo ricordato e osannato sempre, vuol dire che ha fatto bene. Non so manco ecco perché dico ai politici di mo, fate del bene, che sia la gente va d'accordo, no, no. Chi sa cose belle Barletta? Ci sono le cose belle, fare qualcosa, uno che pulisce il canale H, un politico che fa fare, rimane nella storia di Barletta, ecco perché uno va a punteggio, le cose grandi, cioè non i cazzotti, scusate il termine. Stiamo andando, la gara si sta facendo. Speriamo. Bene. Mi dite una bella buongiorno, chiedo scusa per quanto riguarda il ritardo, ma non già faccio, il rene mi come spezzati. È pesante quel vestito che porta. Ma tu hai vinto che ieri, quando c'è la check. E quindi ieri quando eri 180 e 20. Ma 180, oh zio, che? No, 120, 106. 112, 102 ieri. Però devo dimagrire da lunedì. Non all'alto. Che dire ragazzi, vi auguriamo una buona giornata, un bel inizio di settimana con il sorriso, parlatene bene della disfida, parlatene bene, facete vedere che siete neta o paese pure, condividete dovete essere orgogliosi di discesa di Barletta. Ciao, dovete essere orgogliosi, lo sono io sono